Si è chiusa ufficialmente con il bilancio quinquennale la legislatura del Consiglio Provinciale di Agrigento, convocato in sessione straordinaria dal suo presidente Raimondo Buscemi. Ad Aula Giglia sono state illustrate le attività svolte dal 18 giugno 2008, giorno quest'ultimo dell'insediamento. In attesa della formazione in Sicilia dei nuovi consorzi, in sostituzione dei 9 enti provinciali, si chiude quindi un'era politica che nel caso di Agrigento si protrae dall'ottobre del 1938, quando cioè il re d'Italia Vittorio Emanuele III emanò il decreto ufficiale di Costituzione. Nel palazzo di Piazza Aldo Moro adesso si attende l'arrivo del commissario che guiderà l'ente fino a quando sarà chiaro il destino delle stesse province. Nomina commissariale che destino vuole potrebbe essere effettuata dall'assessore regionale Mariella Lobello che momentaneamente sostituisce alla guida della Sicilia il governatore Rosario Crocetta. A sancire la chiusura della legislatura anche la collocazione del ritratto del capo dell'amministrazione provinciale Eugenio Dorsi nella Galleria dei Presidenti. Quello del dirigente scolastico originario di Palma di Montechiaro è il 23esimo volto che si aggiunge a quelli dei suoi predecessori. Per noi è tempo di bilanci, di fare un consuntivo su tutta l'attività del nostro Consiglio. Sicuramente ci spronerà ad andare avanti, a continuare a fare politica perché nessuno di noi vorrà sicuramente rinunciare alla propria passione. In questi 5 anni di cosa è più fiero e di cosa invece è rammaricato? In questi 5 anni abbiamo fatto tantissime cose, prima fra tutte mi viene da dire sicuramente una razionalizzazione della spesa, con la chiusura anticipata di molte partecipate abbiamo cercato di riversare sul territorio un sacco di risorse. Sicuramente c'è un grande rammarico, questo Consiglio ha avuto un problema di comunicazione con il Presidente e la sua Giunta e sicuramente questo non ha portato un vantaggio ad entrambi gli organi e tutte le istanze che spesso sono arrivate dal Consiglio provinciale non sono mai state tenute nel dovuto conto dalla Giunta né dal Presidente. Sono stati tantissimi assessori, sono state tantissime le giunte, per cui non voglio entrare in merito perché siamo ormai alla fine, quindi è inutile alimentare polemiche o altre situazioni. Però sicuramente questo non ha contribuito né alla stabilità né alla progettualità che questa provincia poteva mettere in campo.